Ah, appena che ce ne pensiamo, la prima cosa è mi dimolza una tazza di caffè al latte, un pezzo di pane grosso, da poi un altro pezzo di tascapane e via alle capri o alle pecore. E di sta tutta la di in campagna, o di buono o di mala. O sta bene o sta male, di sta sempre in chindi. La sera da che torrai ancora a quest'ora è rifatta la roba. Prima di noi li dice non si mandrà mai. A che ora si torna a mandra, si mungia prima, poi si torna a mandra e tanto si qui a casa da caccodia, mi agattami la cena pronta, minestroni, la pasta asciutta era d'ogni mezz'anno una volta, ai tempi, e poi la sera a letto, e la mattinata ha fatto lo stesso ritmo, che era la pastorizi, che andava ad andare a lavorare, l'arato di Lindia, di due tipi vera l'arato cosso e l'arato a spada, le dicevano, l'arato a spada sarebbe come un arato di trattori oggi, che si dice che era più buono. A Sandali poi che si giungevano alle corri, non a ricordo come facevano che dalla, a parte di giungere alle corri fino a metà se era stato di giungirli. E quindi, è così. E da che si andava bisogna lavorare, tanto si faceva la tula, facciamo le ipotesi che sia un campo, si tracciava un sulcio così e si seminava lo trigo a mano. E che se l'hai di lavorare, o voi sia piuito, o voi sia avvioccato, senza lavorare che sa tula non potevi giungere voi. E così hai di fare tutta la vita. Da che veniva la sera l'antrenata, e giungere voi, l'hai di postare, l'hai da pruindare, e ci dà sempre a quest'ora a ricogliere a casa. Altro. Quando riuscia, che lo cavallo andava a cavallo, che l'asino andava con l'asino, che le rapide andava a piedi, che non erano tutti le caionasi, non tanto. E così. Altre robata. Sei stato adesso militare, dunque si occupa tutto, lo 16 di maggio del 40. La di fatto della festa di Santa Vittoria, andato a giocare a Sassari, da Sassari sono stato destinato a Fertiglia, all'aeroporto, e vi siamo stati 3 giorni. Da qui ci hanno trasferito a Orvieto a fare un reclutamento. Dallo reclutamento fece 1 mese, è durato 10 giorni, è scoppiata la guerra il 10 giugno. Da poi da chi ci hanno smistato. Io sono stato assegnato a una scuola militare pilotaggio. Da Orvieto, tanto ci hanno mandato in Calabria, a Vibo Valentia, a una specie di campo che faia chi d'aviazione. Chi era zona d'operazione, non è che... Tanto tutti discontenti, allarmi, preallarmi, bombardamenti. Da qui un altro trasferimento a Siena, ad Ampugnano. A Ampugnano chi vi siamo stati meda? Chi vi siamo stati? Dal 40 fino al 43. Verso il mese di maggio del 43, da qui ci hanno trasferito a Reggio Emilia, trasferito alla scuola a Reggio Emilia. Reggio Emilia, l'8 settembre, ci hanno dato un colpo di grazia agli tedeschi e ci hanno preso. Ci hanno preso, ci hanno tentato 3 giorni piantonati, ci dicevano domani non andiamo mamma, domani vi mandiamo a casa, non andiamo mamma, invece ci hanno inquadrato tutto l'aeroporto e ci hanno portato a Mantova. In Mantova ci hanno concentrato altri 3 giorni, che morendo della fame e della sete, cominciando la filastrocca. Alle 3 giorni da chi sono tutti, proprio la di chi li baresi nel Duce, alla stazione di Bolzano ci fermano la tradotta, che sta tradotta apre nei vagoni, dice che ha fatto Rain d'Aretu, hanno liberato a Mussolini, ha combattuto contro gli americani,
E vi so, lì che si sono imparato e vi so che no, che dei reclutelli che erano prima attaccati non ne comprendevano. Noi gli avevamo posto un capo che la guerra sarebbe venuta, in 8 giorni sarebbe stata venuta. E lì che non ce ne siamo falati, da questo treno ci hanno impiombato le vagoni e direttamente alle 6 ci hanno abbattuto. Eravamo tutti pariamo imbriachi. Oh, 6 giorni serrati in un vagone, né mangiare, né bicchi, tutti i bisogni si facevano. E ci hanno portato a questo campo di sterminio di Buchenwald. Chi ce n'hanno infalato. Di guardia si sono posti a darci a mangiare, ne vogliono un po' di filone, di panini, di cosaniti. E ci hanno dato una semolina, ci hanno fatto fare un accampamento in un canale. Quindi erano di tutte le razze del mondo, americani, inglesi, russi, polacchi, hanno invaso tutta l'Europa, no? E ci hanno concentrato in questo canale. La mattinata a giusto questi 4 sempre con questa cosa ancora, una barella, ed era un morto. E io ho mandato a gente che faceva quindi, lo francese qualche poco si comprendeva. E ho detto, ma chi so cosa? E dice me, ce l'ho io che lo cucuzzano, chi ve lo furro chiamato io? Ce l'ho portando a lampacello lo furro. E ve lo furro crematoio. Che vi stiamo tanti di? E tanto ci trasferiscono a Berlino. E in Berlino qui hanno fatto la fiera, tipo fiera Vistiamo. Sono venuti gli chef con lo cigarrone lungo, pippendi, sinisciuarani, una schirriulata. Hop, raus, a puniccia una pasti, a canne da 30, canne da 50, canne da 60, e così ci hanno smestato tutto il campo. Ed ognuno era il comando suo. Dove Santa dice, pultana a travardà, con la sentinella, 1 chilo di pane in notto, 24 ore, 4 patate cotta buddito la sera, ed era così. Avanti. L'20 di Dagliola, Mussolini, aveva fatto l'accordo con Hitler, che i soldati italiani, non più prigionieri, ma internati come lavoratori, civili lavoratori, capito? Per non darci indennità. Ce l'hanno posto anche il luogo così. E tanto mi trovavo in questa impresa. E io, disgraziatamente, mi sono ammalato, sempre fortunato dalla prima dì. Mi sono ammalato e che sta frebba non passa, non facciamo né dottore in questo campo, non facciamo un infermiere italiano. Che devo dire, i medicinali te lo dà via di dirgapirina, io manco con notte, era una specie di pastiglie, non faceva nulla. Sudori, frebba 40, che è indiettato come un cane. Una di mi viene una sentinella armata finamente ai denti, che fosse andato guido. E avanti andiamo guido e cominciamo a camminare in treno, arriviamo a un luogo che ne falemo, io non potevo camminare, e tanto per Davide che erano i gentili, che non potevo andare, ogni tanto uno sfontone di fucili. Dice cammina, se no ti so che ti rendi chi ci mattessi. E va bene, e ci siamo arrivati, non arriva nessuno, potete immaginare, pesava 32 kg. Arriviamo a questo luogo, un canale, un deserto, licci, aiburi, polchi. E io sono convinto che chi come moriva li tagliano alle polchi in questo ospedale. Arriva quindi a Cosengiano e niente uno, sarà stato qualche infermiere, ma non era tedesco, era di altre nazioni, però comprendeva l'italiano questo. E mi va già detto, dove sei italiano? Sono italiano. Dice, te ne hanno arrivato a Chici. Me ne hanno arrivato a Chici, non so come manco, poi Chici c'è la cura, se non c'è. Ha detto me, l'ultimo è molto non sapere.
chi sarebbe innanzi da rimane. L'ultimo momento innanzi dei lavori ci sei tu. E ha detto, secondo me curano i chici e mi hanno ricoverato. Vedevo solo in questo luogo. Maggiori, medico, vai uno delle SS, erano i masedi, che dicono capo quello molto, chici. Inia e mi esità e mi daglia tante pastiglie così, ma tante l'avrebbero sempre continuata. In questo arrealofonogramma di questa legge di Hitler e Mussolini, che lui in Italia diano sta a Balti, i campi di concentramento e gli italiani diano sta liberi, come liberi lavoratori. Questo me l'ha detta. L'ha già provato, di villa che sto maggiore a vedere cosa mi deve raccontare. E gli era detto ma dice non è possibile, dice tu non te ne vedi da una di all'altra a morire. E io gli facevo, ma no, io devo traguardare, io devo andare, basta il lavoro ferane. Perché non c'erano bombardani e nembulani tutte, e noi eravamo con i muratori a tornare a carreggiare queste case. E oggi, e domani, e fino a che mi lo concoldo. Mi l'ha concoldato a tornare a mettere in campo. Che deve essere, è tutto tracciato la vita, se no mi sarei mangiato le posche. Avanti torna il soldato armato a Pidammi, a Messina, a tornare al campo. A chi davvero l'ha di fatto a Reane tutti questi pezzi grossi da Milano, tanto c'era la Repubblica dei Salon, no? Tutti che dà arrichendoci di saluti dall'Italia, da Mammi, da Vidoli, da tutti i pinghenti, quindi una disperazione. Basta, fatta la festa, hanno spalancato i cancelli, tanto si poteva uscire liberamente. Poteva uscire liberamente, poteva andare tanto, ti pagano in marchi civili, prima di tagliare un pezzo di papiri non si via nulla, non potevi comprare nulla al campo, cosa. E né mangiare né nulla. La di fatta riprendere il lavoro, bisogna tornare a lavorare con la ditta. Andese a lavorare alle 2 di l'avrebbe a 40. L'avrebbe a 40, torna a malca visita al campo, quindi tanto ci aspettava, lo ricovero all'ospedale civile, tedesco. Anda a questo luogo fino a 800, tanto a vale chi ci così pure i numeri, no? Finalmente arriva chi il numero non ti esittiglia. Così era chi, Dio non poteva stare, tanto non erano ancora i mondi, che fine che mi sono fasciato un tarda, che non sta già viccuto, niente affatto. È venuto il turno mio, mi hanno esitato. La sera mi imbarcano e mi ci portano a questo ospedale civile. Dunque, lo 23 d'agliola, nel 44. E chi da che sono andato hanno cominciato a visitarmi, ma non erano precisi in queste cose, era preso pezzi di stirli che nei tedeschini. E a me mi piace pizzicarli, ma carremati, e mi si migliorare, tu Caputo, dice Caputo lì è morto, no? E ancora vedere i pizzicati. E cominciarono a bucaminea dalle spalle, con un diaco così lungo. A pompatura nel pienese non la fa mano così in mano di liquido. E attaccano a curarmi, mi sono costato 6 mesi e passa. Chi venne a visitarci dei Valdia dall'ambasciata italiana, che fira no, tutti i domandani, dice tu cosa hai, cosa non hai. Così hai questa malattia, hai questa pleurite doppia. Dice, ammentati, ti aspetta lo rimpatrio in Italia, mia te, se no ti cremano, dicemi. Perché con la pleurite era considerato tubercoloso. Ero cremani. Io che da mi era fatto, c'era arrivato a 62 kg, penso che pensavo che davanti delle malate di tacillo, con tutta la fame tutto un anno. E quindi che uno di me faccio, dottore, tu a Valle di Cesano bisogna andare a lavorare. Bisogna lavorare, e tu, bello bello, a me. Se non erro c'è una legge che mi devono rimpatriare in Italia. Rimpatriare in Italia, dice,
Niente, dice che c'ha bisogno di traballare, se non cerca di rimpatriare. No, no, cioè la legge mi dice, tanto ci hanno mandato un po' di sigarette dall'Italia, d'Africa orientale. Ha presentato la figlia che sto mostoglio. E per me a momento mi lo tira a cara. Le sigarette! E ora non ho di sigarette, mi ha detto. Cosa dia di fare? Una segretaria che era dare a me, io tanto sei arrabbiato e ci asciutano, e io mi ha fatto dalla me dalle sigarette, mi ha detto, che sta segretaria. E ha dato la chiede, a vedere due parti in Italia mi ha fatto. Mi faccio una base riformata da tutti i lavori in campo di concentramento. E mi ci manda in campo. Ma tanto la base era da andare a me. Tanto mi ci torno ad andare a controllare un dechisto. Un dechisto, torno arrabbiato e tema cariche per di partì. Lo due di friaggio, sciocco, pastuto per rimpatriare in Italia. Rimpatriare in Italia. Andare alla stazione, comincia questo bombardamento, se ne sai, non si comprendeva nulla. Qual è il treno che anda in Italia? Alla parte della Russia e tu hanno Finlandia di sicuro, perché erano a 40 chilometri. Non mandare che di capotreno, tutti pariani di mone, scheisse. Beh, hai tu mi ci imbullo in un treno, che c'è il luogo di andare. La mattinata che ha fatto di... Non manda nessuno così, che sto treno non andava e dice che stai andando a Monaco di Baviera. E tu, ma già è verso l'Italia tanto, e dice sì, sì. Arriva questo Monaco, mi ne farò, comincia a cercare, che era il treno che andava a Innsbruck, per venire al Brennero, no? Nessuno me ne diceva. Finalmente una ultima me l'ha detto, 5 svalzi binari, 3 binari, a 35esimo binario. La stazione non era come chissà di Busidano, venivano di binari. E quindi la sera riesco a partire a mezzanotte in arriva in Innsbruck, la prima città che è Lazza del Brennero, no? Che teneva là dal treno con la Ni e lo ghiaccio, lo frito sarà stato a 30 gradi sotto a zero. Ma di ferrovieri vai dentro in napoletana, e tu passa, mannaggia maronna, dici, e tu sei così, io so con niente che era prigionieri e non so con di damma, pali, vieni qua con noi, mi ci portasi alla casa dei ferrovieri e mi faccio vedere un micchino. La mattinata partimmo da qui, prendiamo il treno, a Verona, Verona era il centro raccolto di Vallia. Centro raccolta e arriviamo mitragliamenti, viaggio che non se ne fa da. Arriviamo qui in centro raccolta, un camerone, e coperti con il pidocchio, un paimo. E che vi sono stato il 15 di tanto volete di fare la Villa Longa, no? Vi sono stato quasi un mese festesi qui. Poi un carabiniere saldo lo corso, malato che sto puro. E i due era sposato alla Spezia, mi pare che era di Santo Lussurdo questo, di queste zone di Chim. E dice, Marra, se mi accompagni mi fai un piacere, dice, siccome ancora erano tutto il territorio invaso dai tedeschi, Chini, si poteva andare, ma nessuno fa andare, mezzo non finna io, era tutto bombardato. Ma io ti avrei accompagnato, ma sempre con quella gana di poter passare all'altra parte. Camminiamo, facciamo 40 chilometri la prima a piedi, la sera arriviamo a una fattoria, che c'è questo, quindi prima di questo paese, di un mandente, e tanto tutti i meschini vai a niente soia, a marito, a fratello, a babbo, tutti i cantelli, ma a stesse condizioni, e così, e a noi ci toccava di che erano arrivando, ma a stesse l'altri, e c'è l'ugliesini, e ci fecero una bella cena con questo. La mattinata a partire a Reggio Emilia, onde ci hanno fatto prigionieri. Chi ha conosciuto una famiglia salda io, di un appuntato dei carabinieri, e la moglie era una professoressa salda Mattessi, perché si parte di Cugliari erano i chimmi.
E con questo ci conosciamo e avevamo amicizia, poi la fidula di questo era centralinista e l'aeroporto dove eravamo noi, e c'eravamo con notti. A tornare a andare a questa famiglia, se ci dagli un appoggio, no, per una notte e cosa. E dici me, sì, no, noi non siamo luogo, però stanze vuote, c'è una palazzina, ha detto, la soffitta, ma siccome vai un apparecchio che sta lì tutta la notte, spezzonando innanzi a Reggio Emilia, dice, in questa soffitta non vedremo nessuno, ma noi tocca dormire. E tanto si spalta la voce, cominciano a accudire tutti quanti, a domandare, tutti quanti vanno niente suoi, e ci hanno dato questo letto, in questa soffitta. Ci colchiamo con questo, a un certo punto, questo si trasforma, sai, come pigliamo un trau di acche quando comincia a irrospanno, comincia questo, arrozzico di denti, e mi sono venuto a succonare, ho detto, Murgia, cos'hai, cosa va? Non mi ammento cos'era che fulia dalla valigia, la sciumaccia paria un pulcavro, paria, e io mi schieno epilettico, e l'era venuto qui d'attacco, e andava la mattinata che era bisogno ricorrere a soccorrerlo questo, e comincia a accudire. Ufficiali tedeschi, ufficiali medici, e avete da onde eravamo inendi, dalla ricusione che ci sia di tutti quanti da onde siamo inendi. Ed era bisogno andare con l'esercito italiano, con l'esercito di Salò. Te non voglio andare a Luca, io tanto dei documenti in regola, chi c'è un rifumato da tutti i lavori, da onde voi, da chi dà. E tanto dice che era bisogno ricoverarlo. Lo carreghiamo innanzi a questa autoambulanza, ce lo portiamo a un campo, a un ospedale da campo, poi. E allora di non abbiamo avuto più esito, ne è morto, ed è stato io. Tanto abbiamo dato in giro a pure in Mazzeracco. Era bisogno aspettare che sia venuta la guerra. E questi amici che erano quindi, quando eravamo in campo, abbiamo fatto amicizia. E uno mi voleva a Siracco, e mi voleva di fargli 15 acchi, di pulire la scuderia, di Monghilli. Ho detto, ma non mi dice che noi stiamo come cuficute, e voi che gli avete affrontato tutto questo, e mi dagli una fesseria a parte. E tanto che non ci siamo combinati. E verano che da me, che ha detto, una cosa va, tu sei un mio letti, e un baro con voi, non vi ho domani così di là. Travardo, vagliuto che si fanno un siracco, la scuderia, e a puttare che stite, lo campo. In bar così, pala entra e basta, e dice in bar, anzi ci faccio piacere. Avere io intendo che sono comparato, finalmente che sono passato andando nei sinni che stiamo stoggi. Fino alla sera mi hanno streggiato, sono passato la ritirata, chisti arreani, erano le serrate delle coniglie, giardini, no? Cominciano a ammazzare giardini e conigli e nascono nelle scale, quindi meschini, vedi che sta femmina, il marito l'hanno arrestato le brigate nere, l'altro figliolo c'era sperso in Russia, ed era una sola che sti femmine con questo siracco, e mi chiamavano, a me mi hanno dato una stanzietta, ma con balcone e vai, a me, dalle bombardamenti era tutta tappezzata così, a cartone. E niente che sto tedesco, con nastri di mitragliatrice fino ai piedi, se ne scoppiati innanto. Ti fuliano armati con una bricicchetta. Ma cosa volete dire? Noi tanti verano buoni, ma ce l'abbiamo guardato l'ufenile sopra. Chi se l'era avvocata la bricicchetta sua e andava a sinni che il nemico era fatto. E che cosa volevano sapere tutti questi documenti, questi documenti tedeschi che io. E veramente così, veramente se ne sono andati. E così è venuta la filastrocca, non è finita. Da chi passano, arrivano gli americani. L'americana che questo paese là sta dell'aeroporto non devo a Siracco. Arrivano quindi cominciano a sapere di camionette di cicollati, la volontaria che noi erano come i tedeschi, e che deve menarci i tedeschi.
cioè le femminacce italiane, che la sera innanzi erano quelli tedeschi, a morte i tedeschi, a morte i tedeschi, tanto con gli americani. Quando eravamo a mangiare i cullati, una sirena suonando, che uno se c'era annidato in una ciminiera in punta e sul mitragliatore dei rattirenti. E l'americano furrigliano a nastro, non ne abbiamo visto più mancuno, fino alla di fatto. Da chi hanno proseguito e se ne sono andati. A Realo armata americana, immediatamente si sguarigliano in mezzo alberghi che erano a Reggio Emilia, musica dalla mano alla sera, pensi che erano i fattali tedeschi, e avevano i cinieri fattali tedeschi, che indipendenti e suonando una festa che non finiva mai. Che sta puntato saldo, io andavo quasi un giadì, ho detto, Marra, sai che è arrivato il battaglione mobile dell'arma, mi ha detto, vi sono quasi due paesani tuoi, bah, ho detto che no, dove di la erro finna, ha detto, la erro chi ci accusta a Paifo, dove di la erro, è vero, tanto erano questi di la erro vi sono andato, ma è vera la gente. Era la gente che tanto tutti volevano rientrare, tutta la Vasca Italia, veniva alla montagna, erano tutti lì che travagliavano, tutti quanti a Rea, che sto là è reso. I carabinieri la sapete, e l'autorità i suoi. Ai sette, dammi su papiro, dammi. E c'è entrato, largo, c'è servizio qua, e tanto tutti si tagliano banda. Tanto quando ne firma a me, da che non ne firma una decina, 15 di un diadimi. Mi faccio d'occhio, ci scimo, lascia passare di rientrare. Da che tanto torno a piedi, da Reggio Emilia, avanti a piedi, finalmente a Modena, quasi 30 chilometri. Da Modena, bene o male, passi su un camion di militari italiani, tanto erano rientri tutti quelli americani, no? Che richiamo forzato di Cichera. Da che me ne fanno a Firenze, da Firenze tanto torno a piedi, a Siena, a Sinalunga, la sera era Michi, la sera finì la guerra. Tanto erano diventati 2 o 3 saldi, no? Ed erano quindi, la stazione fai un trenaretto che sta da Arezzo che arriva a Roma. Intendiamo che sta festa, cosa è successo? E dice, è finita la guerra, ormai hanno chiesto l'armistizio, i tedeschi, la guerra è finita, va bene. La mattinata passai questo treno, pieno di carbofossili, tanto arriva a Roma, alla stazione da Orte, ci siamo a questo vagone e parti, arriviamo a questa stazione, 2 inglesi imbriachi, gli inglesi sono male peggio dei tedeschi, meno i greci sono per schiavonano, a parte si imbriacano. E tanto dici che tutto a tardi, si è imparato uno a dare le valigie, e tanto mi era imbarattivo, la pulita le valigie, non vai a minuto, cosa vai? Da che era minuta, io avevo una camicetta, mi sarei corsa, mezzi sculsi, tutti. Da che la scappavano in terra e si facevano poi per la carriera a terra. E chi era andato che torna, a Valenti, quello fucili. E non mi tira. Visto, ma io ho visto la cara a lutta. Come mi sarà già sai fatto io? Come era andando con questo moschetto, non stringe e le palchi lo tiro. Ma io ho visto tutta la cara a lutta, mi di essere passata. Ha detto non me ne mostro quindi e mi ammazza questo a rientrare a casa. E tanto come che si è succunato, l'ha preso uno compagno, ce l'ha imbulato un Trento, ce l'ha imbulato che dà, e dice gliela pagare, che se mai a mostro mi ha pagato. Da che arriviamo a Roma fanno andarci a mangiare una trattoria salda, tanto erano 3 o 4. Da qui vai un trenaretto che fa là fino a Napoli. Avanti a questo trenaretto arriviamo a Napoli. A Napoli conto mancia, vaccinazione, tutto canto. Quindi eravamo una quindicinata, buono, poi a balchi di nessuna specie di egalità. Tanto
una veda di uno di questi parlamentari, si era aiutato nella politica, ed era in giro questo, in un momento di che partito era, Saldo, e che era me da Saldo, dice, tanto ci ha fatto un bello discorso che in Sardegna ci saranno state le elezioni, e io ci faceva partire immediatamente, magari, no, a partita, se era della parte dell'Unione, a partita già, Avere di fatto, era l'incrociatore Garibaldi, l'unico che si era fatto, incrociatore di guerra, che non entrava manco in posto di Napoli, pesava 13.000 tonnellate, questo incrociatore. E tanto ci hanno imbascato, in questo incrociatore siamo partiti per Cagliari. E noi contenti, e l'arriata che facciamo a Cagliari, chissà l'accoglienza che ci facciano. L'ho fin di perché sei cagliaritano. Arriviamo a te, se non entriamo un posto, un Cagliari c'è arreso, c'è ancorato in alto, tanto venivano con le motoscaffi e ci hanno postato. E la dogana, la finanza, era bisogno sdoganare. Ma cosa sdoganigli? Non vedi che non avevamo manco lamina, non solo di sdoganare nulla. No, era bisogno sdoganare, quindi. Dare la voce, forza parisi, finanza e il reticolato e Diana tutto un'aria e ci siamo usciti tutti i canti. Andiamo alla stazione e dice treni per Sassari e parti lui. Oh, dice non c'è treni, non c'è caibone, non c'è nulla. Tanto andiamo alla regione a Cagliari, siamo andati alla regione quindi hanno subito interrogando, ne è venuto una Marras, dice, oh Marras, dice da dove vieni? Vengo da Berlino, vengo dalla Germania. Oh, dice, c'è mio cognato, il generale Marras, c'è mio cognato. L'ho visto che se l'erano avuto molto, perché l'ufficiale l'hanno detto tutti molti. E tu l'erano molto, e è finendo, sta bene, ci faccio il biglietto per noi tre a partire. Vai una lettorina che andava a Sassari e faremo la stazione, tutta attaccata alla lettorina, tutta attaccata ai balconi. Ma io mi attacco così, se io non mi ci muore da che parte questo mi ammazza, così non vi parto. Che dà un bolteggio. Io un soldato di Macomer che era in auto con l'armata americana, viene in licenza, con un mitra. Ha detto, ma lo conto cosa hai fatto? Si cola davanti al treno e ci sta con un caricatore, ha detto, sai, coraggio per partire sul treno prima di partire noi. Tanto che la cosa si era imbruttendo, e comincia a uscire, capitano di ispezione, ufficiale di picchetto, maresciallo di carabinieri, a correre non si zia nessuno, ha detto. Non si zia nessuno perché chi ci se no, canto dura Castucci è un ammazzo. Dice, è 6 anni che manco da casa, a Reus all'India, e parliamo, ma com'era non mi vedi partire, non so così sono visi, sono molti, e ne vedi che sono trattamento. Tanto è vero che è buono, e hanno fatto subito la tradotta immediatamente. Fatto la tradotta e Gari ha detto che la lettorina non passa prima turistani, prima partiamo noi, poi partite. E così che la sera a mezzanotte c'era Sassari. Da Sassari, bene o male era che lo trenereddo, da Sassari a Tempio. Avanti alla stazione di Peifuga, era a 12 km a piedi. E sono arrivato a Chici. Il 13 di maggio alle 2 e qui è finito tutto. Tanto è cominciata la festa di tutti i parenti, è durata la festa 2 o 3 giorni, ballo, canto, tutto. E così la vita militare è finita.